Venga concesso il vitalizio al poeta Pierluigi Cappello. Un articolo di Maurizio Narcisi, pubblicato sul blog Alto Friuli e dintorni il 7 aprile del 2013. Non conosco personalmente il poeta Pierluigi Cappello, ma sono stato osservatore della sua ascesa ai primi posti di quell'arte, ignorata come poche, che reca il nome di poesia. Oltretutto abito a Pontebba, a pochi chilometri da Chiusaforte, luogo natio del poeta, pur essendo egli ora residente a Tricesimo. È assodato che di poesia non si vive, nel senso del guadagno materiale. Infatti è dato per scontato quanto i poeti siano lasciati al loro incompreso destino. Il ruolo di Cappello, nel mondo della poesia, è importante e prezioso. Le sue parole vanno al di là di qualsiasi vitalizio dello Stato. Tuttavia, il poeta è pur sempre un essere umano, e di conseguenza ha delle necessità prioritarie. La dignità, innanzitutto, che soltanto un reddito adeguato è in grado di garantire all'individuo. Non entro nel merito del grave disagio fisico vissuto quotidianamente da Cappello, e neppure mi schiererò in sua difesa per le pubbliche cattiverie a lui rivolte recentemente su un quotidiano locale ad opera di 1 o 2 lettori. Non ha senso una difesa quando le argomentazioni di coloro che accusano altro non sono che sterili provocazioni. L'opera del poeta Cappello è la risposta migliore. I riconoscimenti ufficiali alle sue pubblicazioni sono il metro di giudizio per separare la verità dal ridicolo. Purtroppo, la pratica atta a consentire a Cappello di poter usufruire del beneficio derivante dalla legge Bacchelli, malgrado l'indiscusso sostegno istituzionale di praticamente tutti gli esponenti politici regionali, è ancora in sospeso. Il poeta, recentemente, è stato ricevuto al Quirinale. Purtroppo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è giunto al termine del proprio mandato e quindi sarà il suo sostituto che dovrà, se vorrà, deliberare in merito. Per il disbrigo della pratica servirà anche un governo, al momento in alto mare. Malgrado ciò sarebbe bello, il più presto possibile, un segnale di considerazione indirizzato al poeta Pierluigi Cappello, alla sua poesia e a quella espressa di riflesso nel mondo intero, sempre più superficiale e poeticamente distratto.